Il cantiere è stato sequestrato, anche la procura vuole chiarire le cause dell'incidente avvenuto nell'impianto idrico di Acegas APS di via Montà a Padova, costato la vita ad un dipendente, Pietro Voltan, 47enne di Polverara, e in cui è rimasto ferito in modo grave anche il collega, un 34enne di Villafranca Padovana, che in queste ore sta subendo un secondo delicato intervento chirurgico dopo quello effettuato immediatamente dopo l'incidente. Il giovane operaio di Acegas APS si è risvegliato dopo la prima operazione, era scioccato per la perdita del collega, ci ha riferito al telefono una parente del 34enne ferito. Il percorso è molto lungo, certamente non è in pericolo di vita, come mi hanno detto, e questo è il più importante. Diciamo che sono molto provati per questo fatto, sono molto provati per la morte del collega che conoscevano. I due dipendenti mercoledì mattina sono stati travolti da una montagna di terra durante un cedimento del terreno del cantiere in cui stavano lavorando. Pietro Voltan non ce l'ha fatta, probabilmente schiacciato dal crollo della terra addosso ad uno dei tubi dell'acquedotto che stava posizionando. Il suo collega invece ha riportato delle gravissime ferite al torace. I due operai sono stati liberati dai vigili del fuoco, mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spisal per condurre le indagini e ricostruire l'accaduto. Dopo questo ennesimo incidente sul lavoro, i sindacati chiedono chiarezza e in mattinata hanno incontrato i vertici di Acegas APS e intanto hanno indetto lo stato di agitazione. Il consigliere comunale Alain Luciani, vicepresidente della Commissione Lavori Pubblici, ha chiesto una convocazione d'urgenza sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.